In corsia 1 parte Emma Pereira, centro nuoto Le Bandie. Corsia 2 Emoni Vigiani della Cruz, Idros. Alla 3 Zoe Masetti, notte di nuoto 74. In corsia 4 Deborah Bernardi, Idros. Alla 5 Greta Pavan, Team Veneto. Corsia 6 Silvia Casali, nuoto gemonese. Corsia 7 Lane 7 Eva Bend. E in corsia 8 per lo stile libero Valentina Causin. Partita questa finale junior, record della manifestazione dell'atleta in corsia 3, Zoe Masetti, ottenuto l'anno scorso 2:15 e 18. Atleta dell'anno 2003, quindi l'anno scorso primo anno, quest'anno il secondo e conclusivo della categoria junior, quindi confronto diretto, lo stesso periodo di stagione rispetto al 2018 per la portacolori del Nottoli Nuoto, che passa in 32-37 dopo i primi 50 su Greta Pavan 32-72 e Emoni Vigiani della Cruz 33-12. Virata di metà gara a 100 metri, 1:6,95, 34,58 i suoi secondi 50. Greta Pavan 35,30, Deborah Bernardi 35,08. Bernardi in terza posizione ai 100 metri, sembrerebbe essere passata sulla Pavan, quindi dovrebbe essersi portata in seconda posizione, sempre alle spalle della Masetti che continua a dettare il ritmo, fa meglio del secondo 50 nel terzo, 34,11 per lei, a caccia di un miglioramento rispetto a quello che è il suo record. È necessaria una chiusura in 34,12 per migliorare il suo primato, che ricordo è 2:15,18. Quindi ultime bracciate per Zoe Masetti, certa ormai della vittoria, 2:15,18 il primato, va a completare in 2:15,07, quindi per 11 centesimi si migliora e va ad aggiornare il record della manifestazione dei 200 d'orso junior femmine. Secondo posto Deborah Bernardi con 2:17,45, terza Greta Pavan 2:19,32.